Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Parleremo di arte e anche di salvaguardia ambientale. Iniziamo con Renzo Bortolussi, che oltre ad essere presidente di una nota associazione ambientalista, che ricordiamo prende il nome di Acqua, è una onlus, lui è anche un artista, da anni sta creando delle sculture molto apprezzate, aventi lo scopo di denunciare i mali del mondo. Noi siamo andati a trovarlo in Friuli Venezia Giulia, in località Pinzano, siamo in provincia di Udine, per vedere l'ultima realizzazione. Vediamo dunque il nostro servizio. Ecco, Renzo Bortolussi, in questa panoramica di sculture, so anche molto quotate qui dalla cittadinanza, ma anche dal mondo istituzionale, ecco, abbiamo quest'ultima creazione. In che cosa consiste? Ce la puoi spiegare? Sì, questa qui l'ho dedicata per la pace, ovvero sia per le motivazioni, i motivi per cui non abbiamo pace. Perché abbiamo, come vedi, sono gli interessi rappresentati dalle monete nazionali e internazionali, che è capeggiata dall'oro, dai diamanti e dal movimento via internet di ingenti capitali. Ecco, ci puoi indicare un attimo, che l'abbiamo in primo piano, il movimento internet, come lo rappresenti? Questo qui è rappresentato da 5 dischi fissi che rappresentano i 5 continenti. Esatto, ecco. I soldi che girano in tutto il mondo. No? Sì? La pace entra dentro tra due rulli. Un rullo è rappresentato dalle religioni e l'altro dalle nazioni, e la pace esce schiacciata in mezzo a questi rulli. Ecco, questa è la pace che esce schiacciata, la sto indicando. Esatto. E il movimento di questo problema, come si vede, è dato dall'interesse del petrolio. Naturalmente la pace si conquista con le armi. Come vedete nel cannone, nel mirino del cannone c'è il simbolo della pace. Queste sono tutte cannonate di pace, missili di pace, fucilate di pace, tutto per la pace. Ecco perché non abbiamo pace. Il tavolo verde ha un suo significato. Ecco, lo stiamo inquadrando adesso. Il tavolo verde è il tavolo di azzardo per antonomasia. Sì? Si gioca la pace sul tavolo verde, però il tavolo è piccolino, basso, perché si gioca la pace al ribasso. Ecco, ti faccio una domanda alla luce di tutto questo ragionamento. Come vedi il mondo di oggi, Renzo Bortolussi? Purtroppo troppi interessi, e li abbiamo visto che sconvolgono proprio il mondo. La via di uscita non lo so, non è facile e non sarà facile. Bisogna ripensare la società, sicuramente bisogna ripensarla. Non si può continuare a produrre cose che poi vanno a finire nelle discariche e negli inceneritori, cose inutili la gran parte delle volte. Sì, esatto. E quindi bisogna ripensare all'energia e all'ambiente. Gli effetti dell'ambiente e del clima sono sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo ripensare la società. Cioè, sembra che l'uomo stia distruggendo la propria casa praticamente, che gli dà la vita, cioè intendo il pianeta Terra. Esatto, proprio masochisticamente lavora contro se stesso, contro l'umanità. Ecco, questo degrado tu lo vedi anche nel tuo ambito locale, qui in Friuli Venezia Giulia, inquinamento, opere inutili, eccetera. Quindi non è solamente un discorso nazionale, internazionale, cioè, c'è anche in ogni singola realtà locale un problema o più problemi. Esatto, come in altre parti d'Italia, anche qui abbiamo grossi problemi
siamo riusciti a sconfiggere qualcuno, qualche lavoro inutile, perché noi non siamo contro progetti o opere, noi siamo contro il modo come vengono fatte e vogliamo sapere se queste opere saranno utili, perché altrimenti non c'è via d'uscita. Certo, ecco, io vorrei farti un esempio così un po' più concreto, giusto per andare un po' in conclusione di di questa nostra conversazione. Si parla in questi giorni che a Venezia, quindi una località nota a livello mondiale, cioè subito nell'interveneziano, diciamo, nella zona dell'aeroporto, si vuole fare una enorme cementificazione e lì i comitati mi hanno riferito che siamo più bassi del livello del mare. Ecco, quali conseguenze ci potrebbero essere per diciamo, i paesini satellitari all'aeroporto o comunque sono facilmente immaginabili. Se sono sotto il livello del mare è ovvio che una grossa alluvione impedirebbe di sfociare al mare e quindi allagherebbe quelle aree che sono. Prima di tutto la stessa cementificazione non permette alla terra di assorbire l'acqua, è chiaro questo. Ecco, secondo te ti risultano che ci sono delle cementificazioni in atto sempre di più? Sì, purtroppo c'è un aumento di cementificazioni. Sì, abbiamo impedito tante, però c'è sempre questa continua, diciamo, voglia di cementificare, anche se si continua a costruire case che non verranno mai né affittate né vendute, perché c'è un surplus di unità abitative. Ecco, nelle zone collinari come qui le vostre, no, rispetto alla pianura, come sono le cementificazioni? C'è un'insistenza anche qui in queste zone a crearle oppure viene a meno? Diciamo che ultimamente è venuto sicuramente meno, anche per motivi economici e finanziari, perché per fortuna dove ne arriva il buon senso arriva la miseria. E siamo a quel livello lì, non ci sono soldi più da buttare, neanche per sprecare. Guarda, aggiungiamo un po' di tempo in più a questa intervista, perché volevo chiederti, perché penso sia anche molto importante far capire, se puoi spiegare al pubblico l'importanza di tenere le golene libere da ostacoli, dallo sporco, sono previste per legge le manutenzioni, ma quello che prevede la legge e poi quello che si va a attuare sono due cose completamente diverse. E dobbiamo dire che abbiamo anche un altro problema noi, il fanatismo di ambientale, che purtroppo fa forse anche più danni della cementificazione, perché il fanatismo non porta da nessuna parte, tant'è vero che in Italia i Verdi sono considerati una forza esigua, poco più dell'1%, dove invece in altre realtà europee, facciamo conto della Germania, sono addirittura in qualche parte anche il primo partito, sicuramente sono al terzo partito a livello nazionale, quindi non si capisce veramente bene, perché mentre in Germania si usa buon senso, e qui sembra invece che si dice di no a tutti, a tutto, e questo qua dà alla politica la scusa per fare di tutto. Prospettive di acqua? Ma noi continuiamo, come al solito, attendiamo una sentenza a breve, dovrebbe essere l'ultima udienza a giugno a Roma, e quindi attendiamo una sentenza favorevole a breve, e questo ci darà la forza di continuare come abbiamo sempre fatto. Certo, grazie Lorenzo Bortolussi e buon lavoro. Grazie a voi e all'intervista.
Ritorniamo in studio, ci spostiamo adesso in una zona delicatissima della terraferma veneziana, zona a rischio allagamenti. Siamo a circa 3 km dall'aeroporto di Venezia, località è Favaro Veneto, dove sono stati eseguiti alcuni lavori di messa in sicurezza. Ci accompagna Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto, che ci spiega un importante suggerimento, facendo capire a tutti i telespettatori l'importanza che un fossato, anche medio-piccolo, può avere in un territorio così delicato, così fragile. Vediamo. Ecco, Fabrizio Zabeo, una tua considerazione alla luce di questi ultimi lavori per quanto riguarda la sicurezza idrica nella nostra zona? Sì, buongiorno, sono Zabeo Fabrizio del Comitato Allagati di Favaro. Oggi è il 1° maggio 2012, è importante anche la data, festa del lavoro. E quello che noi chiediamo è di un lavoro molto molto piccolo, diciamo, ma che avrà una valenza molto importante. Ecco, qui siamo nei pressi della nuova Valenari bis, dove vediamo la strada nuova, dove possiamo vedere un grande fossato realizzato anche su nostra indicazione, nel senso di dire tutti assieme, partecipando, abbiamo vista l'opportunità della strada, creato anche questa grande opportunità che è questo fossato enorme, io lo chiamerei canale quasi. E ciò che vorremmo raccontare adesso è come con un piccolo, cioè riesumando un piccolo fossato, e possiamo già vedere dove dovrebbe essere stato quel fossato, perché lì hanno arato parzialmente e vedi partiva da quella quercia, sì, dove in angolo c'è la famosa fossa pagana, che poi andremo a verificare meglio e parlare cos'è. Noi chiediamo che questa fossa pagana, che non è altro che tutto l'idrico che arriva da Favaro, cioè tutto quello che viene praticamente smaltito dalla fossa pagana, e non è altro che tutto l'aspetto idrico che arriva da Favaro. Noi vorremmo realizzare mediante questo fossato di 70 metri un bypass che vada a buttare l'eccesso di quello che arriva dalla fossa pagana e che ora è causa di un forte, diciamo, di noi allagati. Vediamo che non possiamo, in pratica non siamo in sicurezza per questo, e vedremo più in là di spiegare meglio questo discorso qua. Quindi questo fossetto sarebbe utile per poter alleggerire la fossa pagana portando l'acqua in questo fossato qui, che abbiamo qui a 2 metri. Sì, esattamente, perché come vedi noi, e puoi indicare in fondo dove c'è la costruzione rosa, abbiamo l'impianto fognario di via Montebello. Sì, l'abbiamo inquadrato in questo momento. Poi andremo vicino a quell'albero grande e spiegheremo meglio ciò che vogliamo. Allora ci spostiamo di là. Esattamente. Sì, intanto c'è da dire che qui proprio sul canale abbiamo già pronta, e si vede la paratoia che segnava proprio che c'era il fossato in quella direzione. Adesso andiamo a vedere il fossato come è sparito per 35 metri. E ecco, come andiamo a poi... vedere subito. Ecco, va bene. Andiamo. Qui abbiamo il primo. Sì, vai. Qui abbiamo i primi 35 metri, vedi, praticamente coperti. Il fossato è sparito e non è neanche intubato in questo tratto. Ed è qui che chiediamo la riesumazione del fossato o la messa in opera di un tubo adeguatamente grande, uno scatolare, e questo ci hanno detto che verrà fatto. Noi giustamente stiamo per sollecitare questo lavoro, perché essendo il 1° maggio, diciamo, fino a settembre-ottobre noi siamo a rischio adesso, acquazzoni, e questa opportunità di riesumare il fosso, intanto perché lo si vede qua come è stato trascurato, un fosso indicato dalle carte come al solito trascurato, e che noi chiediamo diventi un bypass per sollevare, diciamo, la fossa pagana dall'eccesso d'acqua. Più in là spiegheremo il perché. Intanto, ecco, intanto vediamo che qua c'è il fossato. Ecco, qui si blocca. Qua si blocca praticamente. Ecco, vedi il fossato com'è.
Eccolo qua. Senza tubi, senza niente. Noi chiediamo che venga accelerato questo lavoro. Ecco, per dare un orientamento ai telespettatori che ci seguono qui dall'ambito locale di Favaro Veneto, qui siamo sulla vecchia Valenari, no? Ecco, dove in laterale hanno costruito la nuova Valenari, con questa grande opportunità di questo canale che è già, in ogni caso, importante dirlo, che è già collegato allo scolmatore di Favaro, e questo è importantissimo perché in ogni caso dà una grandissima opportunità che adesso andiamo a spiegare. Certo, benissimo, andiamo pure. Ecco, intanto guarda il fosso, qui si vede già una parvenza un po' più decente del fosso, anche se si notano gli arbusti, si nota che non c'è proprio la cura del fossato. Non stiamo a vedere chi sono i proprietari, chi non sono. Io non ho mai fatto un discorso di tutti, che sia il comune, che sia il consorzio, che sia Veritas, che siano i privati, i fossati vanno rispettati. Beh, certo, tu come rappresentante del comitato ti interessa questo, ovviamente. Esatto. Per non allagarci, insomma. Per non allagarci, però anche perché c'è un rispetto di quello che è il naturale, perché i fossati sono una grande opportunità e vedremo che se vengono abbandonati come lo sono stati in questi ultimi 30 anni, abbiamo visto le cause degli allagamenti, abbiamo delle alluvioni, ecco. E questo è il motivo. Da ovunque si vada vediamo che il fossato viene dimenticato, abbandonato, anzi lo scopo è di recuperare da una parte quei pochi metri di terra e poi in realtà vediamo aree completamente cementificate e di là non ci si preoccupa. Ecco, andiamo in Fossa Pagana. Andiamo a concludere in Fossa Pagana il nostro servizio. Esatto. Per arrivare al cuore del problema, che è come poter smaltire più acqua possibile visto che siamo in crisi quando ci sono quei forti acquazzoni. Andiamo e vediamo che in fondo c'è l'impianto fognario, va bene, l'abbiamo inquadrato, di Favaro Veneto, via Montemesola. Ecco, quell'impianto lì ha all'interno delle pompe, sono 3 pompe fortissime, va bene, potentissime, che smaltiscono normalmente, ne accendono 2, perché è l'equilibrio in effetti della Fossa Pagana. Qui abbiamo la Fossa Pagana che è, diciamo, la conduttura superficiale dove l'acqua da Favaro va verso l'idrovora di Campalto. Cioè verso la laguna. Verso la laguna. Quindi verso ecco. sud. E da qui passa il 90% delle acque. Sì. Ecco che noi ci troviamo con 3 pompe, di cui 2 possiamo utilizzarle, la terza non possiamo utilizzarla, per questo nei momenti di forti acquazzoni, perché la portata è insufficiente. Il cuore del nostro problema, il nocciolo, è che noi avremo una grossa opportunità proprio in questo tratto qui, ed è il fossato che noi indichiamo come bypass. Ce lo puoi indicare da dove parte? Noi chiediamo di riattivare un fossato che è alla base di questo grande albero, perché mediante questo fossato, sulla curva, mediante questo fossato, se lo riattiviamo e vediamo... Abbiamo l'imbocco, c'è già Sì, pressa poco, anche se fosse fatto un po' più a invito che venga più dritta, in modo che questo ci consentirebbe di poter attaccare nei momenti critici dove noi li abbiamo subiti, va bene, nel 2006 e nel 2007, con allagamenti disastrosi a Favaro. Questo potrebbe far sì che si potrebbe accendere la terza pompa idrovora, parlo di pompe enormi da 1,6 metri cubi al secondo, 3 ce ne sono, e questa ulteriore pompa ci darebbe la sicurezza e l'acqua in surplus potrebbe deviare, passare diritta per quel fossato che noi abbiamo indicato, dove per 70 metri incontrerebbe, con soli 70 metri incontreremo quel nuovo canale della Valenari, della nuova Valenari bis. Un canale grande quasi quanto questo e importantissimo per noi. Questo ci dà una sicurezza matematica almeno del 33% in più. È una cosa enorme, ha un costo bassissimo, perché basterebbe, e questo lo dico, ricalibrare il fosso, vuol dire riportare il fosso come era 10-20 anni fa e come abbiamo visto in che stato si trova. Poi, e sarebbe l'ideale ricalibrarlo e averlo come fossato naturale, e questo
per qualsiasi aspetto, per il verde. Ecco. Anche per maggior portata, Comunque diciamo. accettiamo anche, visto la paratoia già pronta, va bene, accettiamo purtroppo, e qui mi dispiace dirlo, anche degli scatolari, dei tubi. Sono solo 70 metri. Ecco. Però senza tubi c'è da dire che ci sarebbe una maggior portata dell'acqua. Noi diciamo che il fosso dovrebbe essere sempre comunque tenuto come un fosso, vuol dire naturale, con le sue sponde, dove il fosso può aumentare e diminuire a seconda della portata d'acqua che ha, e però dove non si può possiamo anche accettare comunque, sapendo che l'invarianza è positiva, sapendo che abbiamo un tornaconto idraulico, anche se è un compromesso che ci costa molto, perché la natura ha sempre praticamente, se si segue la natura, abbiamo visto che non ci sono mai stati intoppi, inghippi o altre cose. Ecco, questo è quello che chiediamo. Grazie a Fabrizio Grazie a Zabeo per voi. queste informazioni. Grazie mille. Ringraziamo Fabrizio Zabeo, sempre molto attento ed impegnato per la tutela dell'ambiente e del cittadino. Ed ora andiamo così nuovamente da Renzo Bortolussi per una sua battuta finale con una piccola, come dire, realizzazione che aveva fatto negli anni precedenti. Vi lasciamo quindi con Renzo Bortolussi, io mi congedo da voi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi televisivi per chi in questo momento sta seguendo questo programma sulla televisione terrestre, e radiofonici per coloro che ci stanno ascoltando attraverso le radio che ripetono questo settimanale Pianeta Oggi Report, che ricordo nasce dalla testata giornalistica online All News di Venezia, pianetaoggitv.net, diretta dal sottoscritto. Ora Renzo Bortolussi per il finale. Sì, abbiamo quest'ultima opera che è una campana con tutti i simboli delle maggiori religioni, con 9 palle più il Botocchio, per rappresentare le palle che ci raccontano il nome per conto delle religioni. Questo, l'ultimo anello, è la chiave della vita che i copti hanno adottato come loro croce. Erano la chiave della vita dei faraoni.